Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Terremoto in Venezuela, 2 i siciliani tra le vittime del devastante sisma, un uomo originario di Calascibetta e una donna originaria di Balestrate. Abbiamo vinto al Totocalcio, polemiche dopo le intercettazioni all'amministratore dello Stretto di Messina, Ciucci. A Melilli, nel siracusano, si è riunita la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi, mentre a Priolo Gargallo i residenti sono tornati in piazza per chiedere interventi concreti a tutela della salute. Scoperto arsenale in un garage di un complesso residenziale in via del Bosco a Catania, sequestrati Kalashnikov, pistole e droga. Fece bruciare per vendetta il pub dell'ex socio, 3 arresti a Palermo per il rogo della farmacia alcolica. Caldo in aumento in Sicilia, finora risparmiata dalla bolla rovente. Nel weekend arriva l'anticiclone. Calcio, il Catania ha scelto il nuovo tecnico Emilio Longo. Nelle prossime ore la firma di un contratto biennale. Pallanuoto femminile stasera alle 21 al Palanesima, gara 2 della finale scudetto tra Orizzonte e SIS Roma. Catanesi costretti a vincere per allungare la serie e giocarsi il titolo nella capitale. Ancora buongiorno e ben trovati a Sicilia 24. Apriamo con il devastante terremoto avvenuto in Venezuela. Tra le vittime c'è Giuseppe Colaiani, 56 anni, originario di Calascibetta. Prima di morire è riuscito a salvare la moglie, ma sono tanti siciliani che risultano dispersi. Orazio Longo. Al momento del terremoto stava parlando al telefono con la figlia, una videochiamata per farle gli auguri di compleanno. Poi la scossa, la telefonata che si interrompe, la fuga febbrile per mettere in salvo la moglie, mentre lui viene travolto dalle macerie del tetto crollato, sepolto dai calcinacci del palazzo in cui viveva al 17° piano alla Guaira, la zona portuale di Caracas. Era originario di Calascibetta, Giuseppe Colaiani, 56 anni, è morto in Venezuela durante il forte sisma che ha colpito lo stato sudamericano. È la prima vittima italiana di un bilancio, per quanto riguarda l'Italia, salito a 3 morti e 5 feriti secondo la Farnesina. Un tragico appuntamento con il destino, quello di Giuseppe, che lavorava in una ditta di logistica internazionale, sposato con una venezuelana. Aveva 2 figli, Antonella di 22 anni che studia lingua in Francia ed Egidio di 27 anni che lavora come ingegnere chimico a Firenze. La coppia era tornata da 20 giorni da un lungo soggiorno transalpino. Per 2 anni si erano infatti trasferiti lì per stare vicini alla figlia. Sconvolta la comunità del piccolo comune in provincia di Enna dove Giuseppe amava tornare, l'ultima volta 4 anni fa, nell'affetto dei parenti. Fissata una veglia in chiesa. Si allunga il bilancio dei siciliani che sono rimasti vittime del terremoto in Venezuela. Ci sono tantissimi che ancora non si trovano, ma a 3 giorni dalla sua scomparsa è stata ritrovata senza vita anche Francesca Mannino, la donna originaria di Balestrate ma che da anni viveva in Sud America assieme al marito, rimasto ferito in seguito al violento terremoto. La notizia della morte della giovane siciliana è stata data su Facebook da uno zio della vittima con uno straziante post. Ho una buona notizia da darti, abbiamo vinto al Totocalcio e il dialogo intercettato tra Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, e Giacomo Francesco Saccomanno, storico esponente alla Lega in Calabria, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sui presunti tentativi di influenzare il controllo di legittimità sulla delibera relativa al ponte sullo Stretto. Nelle intercettazioni Saccomanno racconta anche la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo la bocciatura della Corte dei Conti. Se i magistrati vogliono la guerra, guerra sia. Dichiarazioni che hanno scatenato una pioggia di polemiche, ma si registra anche la replica di Ciucci che parla di interpretazioni fantasiose, chiarendo i tempi del dialogo con Saccomanno, conversazione, dice Ciucci, conclusa con evidente ironia. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gravina di Catania per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'intervento è scaturito da una chiamata al 112. Sul posto i militari hanno trovato l'anziano padre che si presentava con ferite ad una mano, al volto, alla schiena e agli arti superiori. L'aggressore in evidente stato di agitazione è stato bloccato mentre continuava ad inveire nei confronti del genitore. E adesso andiamo in provincia di Siracusa, si è riunita a Melilli la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi. Sempre in mattinata, ma ieri, a Priolo Gargallo i residenti sono tornati in piazza per chiedere interventi concreti a tutela della salute. Francesco Aloi.
La Commissione regionale ambiente si riunisce a Melilli per affrontare il tema miasmi. È la prima volta che accade in uno dei comuni dell'area industriale del Siracusano. L'attenzione del governo regionale è massima e noi, come voi sapete, per la prima volta, grazie anche al sostegno di tutti i deputati della provincia di Siracusa, abbiamo potenziato la nostra struttura di ARPA sul territorio. Un segno di vicinanza delle istituzioni verso chi abita in questo territorio, costretto a convivere con i forti odori di idrocarburi. La presenza del governo e di tutte le istituzioni ambientali, questo dà chiaramente un rinforzo nei rapporti fra socialità e amministrazione. Alla riunione nel Palazzo Comunale sono stati invitati anche gli altri sindaci della zona e i rappresentanti delle aziende del polo petrolchimico. Stiamo facendo dei controlli straordinari, stiamo collaborando con gli enti di controllo e quindi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Nel frattempo a Priolo Gargallo si scende in piazza. È la seconda volta nella stessa settimana. Il no ai miasmi arriva a gran voce dalla gente. L'ARPA fa sapere che l'aria è costantemente monitorata, ma ai residenti questo non basta. È 70 anni che ci riempiono di parole di inquinamento, cielo, mare e terra, ma poi a fatti concreti siamo nel 2026 e siamo qua ancora in piazza a marciare per avere un po' di salute. In strada c'è anche Don Palmiro Prisutto, il parroco di Augusta che ogni mese celebra in suffragio delle vittime del cancro. La farò anche il prossimo 28 e la farò fino a quando potrò celebrare messa. Un arsenale pronto all'uso è stato scoperto a Catania all'interno di un garage nel quartiere di Barriera Canalicchio. C'erano anche armi da guerra. Emanuela Corsi. Armi da guerra pronte a sparare e droga da immettere nelle piazze di spaccio. È la scoperta degli uomini della squadra mobile di Catania all'interno di un garage di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera Canalicchio. A condurre i poliziotti nel luogo dove erano nascosti il cane di un'unità cinofila antidroga che ha indicato agli operatori il box. Durante la perquisizione, oltre a circa 200 grammi di marijuana, gli agenti hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra. Tra queste un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, 5 pistole, una penna pistola e diversi tipi di munizioni. Oltre alle armi sono stati rinvenuti anche 3 scooter rubati. Armi e mezzi fanno pensare ad un imminente agguato alla luce degli ultimi episodi criminosi e sparatorie avvenute in città. Sempre nel garage erano nascosti 2 motori di motociclo di dubbia provenienza. La polizia indaga per risalire ai reali proprietari delle armi e del materiale sottoposto a sequestro, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Maxi rissa in via Macheda a Palermo, commercianti bengalesi e tunisini se le sono date con bastoni e pugni. Marco Gullà. Di giorno crocevia di turisti, di sera ring per risse ed episodi di violenza. Il doppio volto di via Macheda a Palermo. La scorsa notte altra violenta rissa. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e tunisini a colpi di bastoni, calci e pugni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e personale del 118 per medicare i feriti. Non è chiaro il motivo scatenante. Tra i protagonisti della rissa ci sarebbe un tunisino che era stato bloccato dalla polizia perché aveva alcune dosi di droga e poi rilasciato. Questa notte l'ennesima rissa. Noi vogliamo evitare che succeda quello che è già successo: accoltellamenti, colpi di pistola, spaccio, si importunano i turisti. Quindi non possiamo che chiedere al prefetto e al questore di disporre con una certa urgenza il presidio in quel sito. Un commerciante bengalese ci dice: abbiamo paura ogni giorno. Pericolosa questa strada di sera? Moltissimo. Sì? Sempre qua, di sera qua, tunisino, senegalesi, noi non possiamo lavorare così. Poi sempre paura, noi pagare affitto, tasse, come fare a vivere così qua? Da alcuni giorni il presidio di polizia non c'è più, dice un residente, e sono tornati di nuovo alla carica questi giovani che hanno sempre atteggiamenti violenti e tendono a controllare la zona, per non parlare dello spaccio ad ogni ora del giorno. Avrebbe commissionato l'incendio di un pub nel centro storico di Palermo per vendicarsi dell'ex socio rimasto proprietario del locale e facendo passare il tutto per estorsione. Manlio Viola.
avrebbe commissionato l'attentato a un noto pub nel centro storico di Palermo per vendicarsi dell'ex socio rimasto proprietario dell'azienda e facendo passare il tutto per estorsione. La polizia di Palermo ha ricostruito il contesto dell'incendio del 19 agosto del 2024 alla farmacia alcolica di Via Alloro, grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale e dell'intera zona inserita nel perimetro della control room di Palermo. L'auto con gli attentatori è stata infatti seguita dalle telecamere e ricostruito il percorso fino all'incendio. Adesso gli uomini della quinta sezione della squadra mobile hanno eseguito 4 ordini di custodia cautelare, 2 in carcere, 1 ai domiciliari e un obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il mandante sarebbe stato Francesco Damiani, 61 anni, ex socio del locale, al quale è stato notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia. L'arresto è scattato invece per Giuseppe Terranova, di 34 anni, che deve rispondere dell'incendio, ma anche di estorsione e ricettazione in un'altra vicenda. Carcere anche per Vincenzo Romeo, 48 anni, accusato di essere il secondo uomo del comando incendiario. Domiciliari per Benito Morana, di 52 anni, che deve rispondere solo di ricettazione. Dopo l'incendio alla farmacia alcolica, infatti, nelle indagini è emerso anche un altro episodio di cavallo di ritorno, ovvero la restituzione di un'auto rubata dietro il pagamento di una sorta di riscatto addebitato a Terranova e Morana. Caldo in aumento in Sicilia, finora risparmiata dalla bolla rovente. Il mare resta il miglior rimedio al caldo. Veronica Barbarino. È in arrivo Caronte, l'anticiclone. Nel weekend si attende una rovente Sicilia. Bollino arancione su Palermo, giallo su Catania e Messina. Il mare, la meta più gettonata per trovare rinfresco. E affronteremo questo caldo torrido con un bel bagno. Questa mattina facciamo una buona colazione con una buona granita di mandorla con una bella brioche. Ma c'è anche chi gode della brezza marina e chi preferisce rimanere in casa nelle ore più calde. Affrontiamo il caldo, stando all'interno, perché la mia casa fortunatamente ha mura spesse di 80 cm e poi ci sono i ventilatori quelli a tetto e bene o male diciamo che se riusciamo a sopravvivere, dai. A Punta Secca il caldo non esiste, basta che c'è la brezza di ponente, c'è questo venticello che è molto rinfrescante. Molti turisti hanno scelto la Sicilia in questi giorni e il suo mare. Bologna ci sono 39 gradi. Qua sto benissimo. Il consiglio per tutti quindi è prendere un aereo, venire in questa meravigliosa terra e godere del mare, del cibo, dell'accoglienza, dell'arte. Dopo mesi di calma si è risvegliata l'Etna con una piccola colata debolmente alimentata. A rivelarlo è l'Istituto Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'attività esplosiva stromboliana al cratere di Voragine e c'è stata anche questo, ma questa fase eruttiva dell'Etna non impatta al momento sulla piena operatività dell'aeroporto di Catania. Adesso una breve pausa, tra poco. L'Università di Catania è tra i primi atenei italiani a riconoscere il congedo mestruale, una tutela per le studentesse con patologie mestruali certificate. L'Ateneo catanese ha infatti introdotto la misura di tutela attraverso la modifica del regolamento. Il gruppo Altea diventa Iperia e guarda alla transizione energetica in chiave nazionale. In Sicilia grandi potenzialità ma pochi impianti attivi, spiegano dall'azienda, che punta a eolico e fotovoltaico, ma rimane il nodo del costo al consumo. Orazio Longo. La Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero di autorizzazioni a impianti di produzione da fonti rinnovabili rilasciate e tuttavia importa ancora energia dal continente. Il dato più eloquente dello scarto tra la capacità autorizzata e quella effettivamente installata e operativa è il rapporto di quasi 1:4. In questo quadro garantire la specificità del territorio con lo sviluppo sostenibile dell'energia rinnovabile come l'eolico e il fotovoltaico diventa fondamentale secondo Iperia, ridenominazione del gruppo Altea. Penso ad esempio alla soluzione dell'agrivoltaico che permette di far vivere in sano modo sia la coltura agricola esistente e la produzione di energia elettrica. I consumi elettrici italiani sono destinati a crescere dagli attuali 300 terawatt annui ai 360 stimati per il 2030 e con i consumi anche i costi per famiglie e imprese, calcolando il prezzo unico nazionale su base ponderata che non favorisce la nostra isola.
Un altro tema su cui si dibatte e sul quale dovremmo forse dibattere di più, soprattutto noi che stiamo in Sicilia, è l'opportunità per le imprese e le famiglie siciliane di poter godere di qualche beneficio dovuto alla produzione di energia sul nostro territorio. Ad esempio si potrebbe pensare di permettere ai consumatori, famiglie e imprese che stanno in Sicilia, di poter acquistare l'energia parametrata al prezzo zonale orario anziché farlo col prezzo nazionale, cosiddetto PUN Index. Insomma, secondo lo studio presentato da Iperia, per fare della Sicilia il principale hub energetico del Mediterraneo servono investimenti, ma anche un quadro normativo stabile, infrastrutture di rete adeguate e un sistema tariffario che trasferisca ai consumatori locali i benefici della produzione rinnovabile. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata allo sport. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania ha scelto il nuovo tecnico, si tratta di Emilio Longo che nelle prossime ore firmerà un contratto biennale. Sergio Colossi. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6. Emilio Longo, salernitano di 52 anni, è il nuovo allenatore del Catania. L'accordo è stato già raggiunto, l'ufficialità nelle prossime ore, forse ad inizio settimana. Il Catania lo chiama, lui risponde presente, senza dubbio o perplessità. Ha dimostrato di volere fortemente il club rossazzurro, un fattore in più dopo le estenuanti trattative con Fabio Caserta e Pietro De Giorgio. Contatti sempre più frequenti negli ultimi giorni, intesa su tutto. La storia e le ambizioni della società di Pelligra hanno fatto la differenza. Dopo l'addio al Crotone e il passo indietro con il Foggia, ha scelto Catania. Stimato, preparato e motivato, ecco la grande occasione che sino ad oggi non era arrivata. Allenato anche Picerno, Caratese e Cavese, tanta Serie C, tanta gavetta, gli manca quel salto in B, obiettivo del Catania, dopo 3 stagioni in terza serie. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno legata ai risultati. Nel suo staff il vice allenatore Vincenzo Migliaccio, il collaboratore Favasuli, i preparatori dei portieri Barasso e Atletico Parisi. Il suo marchio di fabbrica è il 4-2-3-1, in alternativa il 4-3-3. Con Francesco Forte in partenza con destinazione Entella, non si escludono trattative con il Crotone per la punta Guido Gomez, seguito in passato dal Catania, e per Marco Zunno, altro elemento valorizzato dallo stesso Longo. Il Palermo rinnova il contratto al portiere finlandese Joronen. In entrata è fatta per Hernani, Estevez e Cassandro. I rosanero accelerano sul fronte calcio mercato. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Yes Joronen continuerà a difendere la porta del Palermo. Il club rosanero ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere finlandese, confermando la volontà di puntare ancora sulla sua esperienza in vista della stagione 2026-2027. Una notizia attesa da giorni e che adesso trova anche il crisma dell'ufficialità. Il nuovo contratto prevede un prolungamento di 1 anno con opzione automatica per un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Una scelta che conferma la fiducia del Palermo nei confronti dell'estremo difensore finlandese e la volontà di mantenere continuità tra i pali. Fatta anche per Hernani dal Monza, il centrocampista sarà ufficialmente rosanero la prossima settimana. Al club brianzolo circa 1 milione di euro. Prossima settimana che dovrebbe aprirsi anche con l'ufficialità del centrocampista Estevez, ormai ex Parma. E poi trattativa in fase avanzata anche per Cassandro, il jolly difensivo di proprietà del Como è una priorità del Palermo. L'affondo e l'offerta del club di Viale del Fante hanno superato la concorrenza del Sassuolo. Inzaghi potrà contare su un difensore molto duttile, abile a giocare sia come terzino sia eventualmente da centrale. Per la pallanuoto femminile, stasera alle 21 al Palanesima di Catania, gara 2 della finale scudetto tra Orizzonte Catania e SIS Roma. Giallorosse avanti nella serie e la squadra di Martina Miceli costretta a vincere per sperare nel titolo tricolore. Tonino De Mana. Vietato sbagliare in un match praticamente da dentro fuori. Dopo la sconfitta in gara 1, l'Orizzonte Catania si tuffa stasera alle 21 al Palanesima per la seconda sfida della finale scudetto di pallanuoto femminile. Sarà la rivincita di gara 1, vinta 12-9 mercoledì sera dalle giallorosse, al termine di una partita caratterizzata da una prestazione altalenante della formazione catanese. Le capitoline sono così 1-0 avanti nella serie che assegnerà il tricolore e che si gioca al meglio delle 3 partite. La squadra allenata da Martina
Martina Miceli vuole reagire con determinazione e davanti al pubblico amico farà di tutto per conquistare la vittoria e pareggiare i conti contro la SIS Roma. Sull'importanza del match è intervenuta Bronte Halligan, che confida sul calore del pubblico catanese, evidenziando gli errori commessi in gara 1 e la possibilità di reagire dando il massimo con grande cattiveria agonistica. L'eventuale gara 3, che gli appassionati etnei auspicano, è fissata per sabato 4 luglio alle 19:15 a Roma. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.